Un gol in pieno recupero del neoentrato Currò evita al Ligia Virtus una sconfitta che sarebbe stata immeritata e permette ai giallorossi di Francesco Di Gaetano di allungare a 3 la striscia di risultati utili consecutivi. Derby avvincente quello andato in scena dal Contres Barone di Barcellona con un 2-2 finale che ha divertito il pubblico presente. E sono proprio i locali a provarci con Biondo, il cui destro di prima intenzione trova la decisiva parata di Scuffia. Il Castrum Favara non sta a guardare dopo la straordinaria parata di Belmonte che manda in angolo il gran destro di Lapiana. I gialloblu passano dal successivo corner quando Romero di testa anticipa tutti mettendo in rete il vantaggio per i suoi e facendo gioire i propri tifosi. L'Igea non ci sta e avrebbe subito la chance del pareggio, ma la zuccata di Biondo non c'entra allo specchio della porta. Giallorossi che subito dopo reclamano anche un possibile rigore su pane bianco, il signor Maione dice di no. Insiste la squadra barcellonese che sfiora il pari prima con Trombino che alza di poco sulla traversa il cross di pane bianco e poi con Calafiore la cui botta da dentro l'area finisce a centimetri dal palo. Pareggio che la squadra igeana trova però al minuto 33 quando Trombino approfitta di un'incertezza difensiva degli ospiti e col destro piega le mani di Scuffia, riportando tutto sui binari dell'equilibrio e firmando così la sua terza rete in campionato. Una gioia che però dura poco per i giallorossi, infatti 5 minuti dopo il Castrum Favara rimette la freccia grazie a Palma che raccoglie il cross di Lapiana e al volo col destro indirizza alle spalle di Belmonte il gol che vale il 2-1 per i gialloblu. Nella ripresa Ligia Virtus si riporta in avanti alla ricerca del nuovo pareggio, ci prova prima Peri che di testa manda alto da corner, poi Trombino che da posizione centrale conclude di poco a fil di palo e infine con Aperi che di testa sfiora il palo alla destra di Scuffia. Gli ospiti tentano invece di chiudere il derby ma la punizione di Vaccaro sfiora di pochissimo il bersaglio, mentre la conclusione di Quattara costringe ancora una volta Belmonte agli straordinari. Nel finale però Ligia Virtus tenta l'assalto disperato e dopo un rigore non concesso dal fischietto di Ercolano su Aperi, i giallorossi vedono i loro sforzi premiati al minuto 92 quando il neoentrato Currò di testa spedisce alle spalle di Scuffia il cross di Siino, facendo così Ligia Virtus 2, Castrum Favara 2 e per Currò si tratta della prima rete in campionato. Il 2-2 finale consegna dunque a Ligia Virtus il punto numero 17 in classifica, giallorossi che si confermano all'8° posto a una sola lunghezza proprio dal Castrum Favara che rimane invece in 7ª posizione.